Bene, ed eccoci qua per la nostra rubrica, l'appuntamento settimanale con il Memento. Questa sera, come dicevamo prima della pubblicità, parleremo in apertura della questione delle mafie a nord-est in particolare, quindi mafie al nord, e Ermanno, lo abbiamo fatto con un esponente, un giornalista che si sta battendo da tempo proprio contro la mafia, Paolo Borrometi. Cos'altro ti posso dire? Ha scritto un libro che è Un morto ogni tanto, appunto, ed è un libro che va letto perché si parla sempre di mafia, ci si indigna perché esiste questo fenomeno, ma in realtà è un fenomeno che viviamo tutti i giorni, anche noi del Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, eccetera. Diciamo che le mafie percorrono l'Italia tranquillamente. Proprio in questi giorni c'è la sentenza sulla mafia, la 'ndrangheta, come ha invaso il territorio dell'Emilia-Romagna. Il procuratore di Bologna è riuscito a mettere insieme documenti tali per cui alla fine c'è una sentenza di circa 1300 anni per 140 imputati, e quindi il fenomeno è presente, il fenomeno è preoccupante, anche perché non è tanto il fatto che ci sia o non ci sia una forma di delinquenza, non è soltanto il concetto di spacciare o non spacciare droga, ma la mafia si infiltra anche nel tessuto sano dell'economia, della produzione e soprattutto del commercio. E quindi per riciclare i soldi a volte riesce anche a mettere sul territorio, sul mercato, prodotti a basso prezzo, perché il meccanismo li aiuta ad avere una prevalenza sul mercato. E questo naturalmente va a danno dei produttori e dei venditori sani, che naturalmente devono mantenere un certo margine di guadagno e di utile, e naturalmente questi vengono declassati a vantaggio di quelli che si possono abbassare i prezzi perché gli utili vengono da un'altra parte. Ecco, questo è uno dei tanti meccanismi. Oppure la prestita di denaro d'usura, perché chiaramente se un paese è in crisi qualcuno sempre ha bisogno di un po' di soldi, e naturalmente a un prezzo talmente alto che poi alla fine uno ci si incastra e non riesce più a uscirne. E così ci sono un sacco di esempi, e si entra in questo processo che si è concluso, la prima fase si è conclusa a Bologna. Noi abbiamo una condanna che è esemplare, ma soprattutto emerge che questo tessuto mafioso coinvolge, sono imputati carabinieri, sono imputati forze dell'ordine, sono imputate persone che normalmente non penseresti mai che entrassero in questo circuito dannoso. Ecco, allora anche questo è come la questione dell'idrovia, è una questione di cultura. Noi possiamo fare, come siamo riusciti a fare, un'Italia bellissima, con gente per bene, senza arrivare a eccessi che poi portano il degrado e praticamente la preoccupante situazione di un'economia che va sempre più a rilento. E non poco incide poi sullo spread questa situazione, perché chiaramente se vanno in crisi le aziende, lo spread ci naviga. Ma mi pare che abbiamo fatto un'intervista con il nostro Borrometi. Certo, abbiamo fatto una lunga intervista con Paolo Borrometi, che, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, è un giornalista che vive attualmente sotto scorta e che proprio quest'anno è sfuggito a un attentato che appunto la Cosa Nostra aveva progettato per lui e per la sua scorta. Lui è di? È siciliano, di Siracusa. E quindi ha una sua pagina internet, un suo sito internet, laspia.it, dove aggiorna costantemente su quelle che sono le sue inchieste e i suoi i nostri spettatori, se vogliono essere aggiornati, certo, vanno sulla rete spia.it, certo, e trovate quello che Borrometi, rischiando la propria vita,
mette a disposizione delle persone, del pubblico, perché l'unica maniera per combattere la mafia è fare emergere questa situazione dannosa per il Paese. Certo, il suo ultimo appunto lavoro, questo libro, Un morto ogni tanto, la mia battaglia contro la mafia invisibile, l'abbiamo incontrato proprio in occasione della presentazione di questo suo libro a Padova. Ascoltiamo l'intervista. Beh, come si può vedere il titolo è già particolarmente significativo, Un morto ogni tanto, e trae origine dalle drammatiche intercettazioni, se mi permettete, con cui è stato scoperto appena pochi mesi fa un attentato che doveva essere realizzato da Cosa Nostra con un'autobomba nei confronti miei e nei confronti della mia scorta. È lì che trae spunto la voglia di scrivere questo libro, se mi permettete anche per la paura che il tempo fosse realmente poco. Cosa Nostra non ha mai lasciato inevase le proprie condanne a morte e io sono vivo grazie allo Stato che ha funzionato, alla polizia, alla magistratura distrettuale antimafia di Catania. Ho messo dentro tante cose, ho messo dentro innanzitutto una parte di storia personale, ma è veramente poca, soprattutto ho messo dentro le inchieste giornalistiche. Ecco, quindi il tuo lavoro, diciamo, tra virgolette, per denunciare, per portare alla luce quelli che sono le manovre della mafia. Tu, tra l'altro, nel titolo, vedo, metti una mafia invisibile. È diventata invisibile la mafia? In certe parti d'Italia è invisibile, lo è nella mia provincia di Ragusa, così come lo è qui in Veneto, perché spara meno, perché ricorre meno alla violenza e quindi il ricorso minore alla violenza ci dà come la sensazione che la mafia non esista. Invece purtroppo la mafia è ben presente, è presente in Sicilia così come è presente qui in Veneto. Io inizio il mio libro, uno dei primi capitoli secondo me particolarmente lieto, dove ci sono importantissimi tutte le tappe di tutto il nostro paese. Ecco, tu parli delle infiltrazioni mafiose anche qui al nord, mafia che si infiltra, come dire, nel settore economico, nel settore sano, ma com'è che fa a trovare l'appoggio e quindi a trovare le porte che si aprono? E perché si aprono queste porte? Ma si aprono per due ordini di ragioni, secondo me. Prima, la disattenzione, soprattutto della politica, che ha sempre considerato come un fattore di serie B. Si è sempre parlato che il nord del nostro paese, la Lombardia e il Veneto, avessero gli anticorpi. Io quando sento parlare di anticorpi inizio a preoccuparmi, perché laddove c'è la convinzione che le mafie non si intrufoleranno mai, è lì che si intrufoleranno e troveranno il terreno fertile. E poi c'è un altro aspetto, la disattenzione della gente. Noi appunto quando mettiamo a tavola la frutta, la verdura, non ci domandiamo come questi prodotti arrivino sulle nostre tavole, non ci domandiamo come mai gli enti locali anche qui al nord sono il primo varco per le infiltrazioni mafiose e come? Innanzitutto con il riciclaggio. È spessissimo accaduto, oramai è conclamato anche da operazioni importanti delle forze dell'ordine, che le mafie hanno fatto affari al sud e hanno portato i loro danari sporchi di sangue qui al nord, investendo in strutture alberghiere, strutture ricettive, in ristorazione, dando anche liquidità, quella liquidità che mancava. Però attenzione, perché i soldi delle mafie non solo non sono puliti e sono sporchi di sangue, ma comunque li pagheremo a caro prezzo. Perché dici li pagheremo a caro prezzo? Qual è il rischio? Alla fine cosa potrebbe succedere? Beh, è semplicissimo, i soldi, la liquidità delle mafie è stata fondamentale, io me ne rendo conto, anche in questo territorio, ma quando viene a cadere si paga a caro prezzo, perché quegli investimenti non sono investimenti puliti, perché prima o poi le forze dell'ordine le intercettano, perché il lavoro dato dalle mafie non è lavoro, è un lavoro sfruttato, è un lavoro che non paga, è un lavoro senza diritti.
tutti. Ecco perché io sono assolutamente convinto, ma lo abbiamo visto, abbiamo diversi esempi. Guardiamo quello che è accaduto ad Abano, ad esempio, con strutture ricettive che sono state appunto sequestrate alla criminalità organizzata. Era lì che si investiva ed era qui che molti boss trovavano riparo. Non dobbiamo dimenticare che a queste latitudini, ad esempio, i fratelli Graviano hanno comandato Cosa Nostra. Quella che era una prassi di una volta, no? Quella di mettere al confine o comunque spostare i boss che sono stati, come dire, soprattutto anche magari alcune parti dei pentiti e quant'altro qui al nord, ha avuto un'influenza, quindi anche pensiamo alla mafia del Brenta. Già la mafia del Brenta, ma pensiamo al figlio di Totò Riina, che faceva salotto in questo territorio, ospitava amici e amici degli amici che trovavano riparo con una, permettetemi, strafottenza e tracotanza che è propria dei boss di Cosa Nostra, fino ovviamente ad arrivare alla cosiddetta mafia del Brenta. Io, guardate, sono molto duro con la legge sul confino, non c'è stata legge più sbagliata e che abbia aiutato in maniera così forte le organizzazioni criminali di stampo mafioso come quella. Dalla Sicilia al nord, ma anche oltre confine. Ci sono stati dei casi drammatici di colleghi che hanno trovato la morte perché stavano indagando, stavano mettendo il naso evidentemente in affari illeciti. Ma Jan Kuciak su tutti, ovviamente, trucidato, giustiziato con la sua fidanzata, la collega bulgara che si stava occupando di fondi europei, ma se posso permettermi, proprio in quelle intercettazioni che volevano portare all'attentato, che era pronto nei minimi dettagli nei miei confronti e nei confronti della mia scorta, ripeto, con un'autobomba, quando quei boss sono stati interrogati dai magistrati, hanno risposto candidamente alla domanda come mai volessero uccidere Paolo Borrometi, perché con le sue inchieste sul pomodorino di Pachino, il GP ovviamente, e con le mie inchieste la loro società era stata buttata fuori da quel consorzio, quindi non poteva più esportare, e loro fanno riferimento proprio a delle commesse che c'erano anche qui in Veneto, in Lombardia, fino in Canada, no? Ecco perché vogliamo uccidere Paolo Borrometi, per dargli una lezione. Quindi questa è la testimonianza che le mafie si mettono in crisi innanzitutto con la conoscenza soprattutto in territori come questo, dove in maniera, come dire, pericolosa, molto pericolosa, si continua a negare o a ridurre il fenomeno mafioso, e poi parlando dei loro sporchi affari. Ecco, senti, l'informazione ha un ruolo determinante in questo, no? Assolutamente sì, l'informazione deve essere sempre più cane da guardia della democrazia, invece per troppo tempo è stato un cane da compagnia della democrazia. Io inizio con una frase in cui scrivo, con una citazione che riporto, in cui si dice che l'informazione deve essere molesta al potere politico, al potere mafioso ovviamente, al potere imprenditoriale, perché no? Perché deve essere un punteruolo, deve essere un pungolo. Io non sono mai piaciuto più di tanto e sono orgoglioso di non piacere al potere, perché questo significa ancora oggi che continuo a fare inchieste scottanti. Non a caso, qualche giorno dopo la pubblicazione di questo libro, che è uscito appena da una settimana, quando voi da questa intervista già mi hanno annunciato delle querele che nei fatti sono temerarie, anche diversi deputati. Questa è la testimonianza che c'è solo un modo per sconfiggere le mafie e l'arroganza del potere: informarsi, conoscere e, se posso permettermi, leggere libri come questo. Ecco, sì, certamente è inquietante, è interessante che sia stato scritto questo libro, inquietante perché credo che al mondo nessuno abbia questa occasione di scrivere libri, cioè non vedo in America che ci sia qualcuno che scrive sulla mafia
e lo stesso vale negli altri paesi, evidentemente è un fenomeno tipicamente italiano. Il problema invece è un altro, perché non c'è un'attività più profonda nei confronti di queste organizzazioni. Allora, se un semplice giornalista riesce a scodellare attraverso una serie di inchieste, ma non ha i mezzi che può avere lo Stato, non ha i carabinieri a disposizione, la questura, non ha i servizi segreti, è uno che per passione e per un senso di dignità cerca di trovare una strada per andare contro questa organizzazione che è mostruosa come capacità sia finanziaria che organizzativa, e riesce a farlo. Questo mi preoccupa. Mi preoccupa perché allora vuol dire che c'è un'inerzia molto molto pericolosa da parte di chi invece dovrebbe interessarsi maggiormente di queste attività e quindi, come è successo a Bologna in questi giorni, portare questi mafiosi che fanno danni economici e fanno danni morali e fanno morti, e quindi è necessario che ci sia uno Stato che non difenda il cittadino, crea lo status normale di vita di una nazione che non ha necessità di avere questi personaggi, perché non portano ricchezza, portano povertà. Certo, beh, noi ci ripromettiamo comunque per i nostri telespettatori di avere ospite qua in studio Paolo Borrometti nelle prossime settimane per poter approfondire ancora questo suo eccellente lavoro che sta portando avanti da anni. Cerchiamo di portare i due grandi personaggi. Certo, anche Giuseppe Antoci. Sia Antoci, che si è prodigato per un altro tipo di mafia, soprattutto sull'agricoltura e sul possesso del territorio e sui miliardi che hanno ricavato da truffe nei confronti della comunità europea. E questo è Antoci, e Borrometti naturalmente per l'attività che sta facendo, che è sicuramente meritevole e che non solo rischia la vita, ma rinuncia a tutte quelle che sono il vissuto normale di un ragazzo che ha la sua età e che dovrebbe andarsi a divertire, ma non lo può fare perché non esce di casa e nessuno sa dove abita, perché altrimenti è a rischio di un attentato. Certo. E invece adesso, altro argomento del Memento, il nuovo polo della salute di Padova, l'ospedale di Padova. Ecco qua, vediamo, è arrivato dall'università, l'università ha presentato quella che era un po' la sua idea, no? del polo ospedaliero, il nuovo polo ospedaliero. Ma è giusto che sia così, perché l'università è stata l'ispiratrice e la conduttrice della salute non solo dei padovani ma di tutto il mondo, perché parliamo che l'ospedale di Padova attrae quantità notevoli di malati che in altri ospedali difficilmente possono essere curati. Quindi l'ospedale di Padova è un'eccellenza, ed è un'eccellenza che dobbiamo dare atto che nasce dall'Istituto di Medicina. E quindi è giusto che l'istituto si interessi, perché oggi la medicina non è soltanto il farmaco o l'operazione, ma è l'organizzazione della struttura al fine di ottimizzare quello che sono le cure e ottimizzare anche i costi, cioè abbassare. Se c'è una struttura che funziona, i costi vengono vertiginosamente abbassati e di conseguenza prima di costruire, perché questo sarà il progetto, ne abbiamo parlato la volta scorsa con l'assessore, c'è questo progetto di costruire il nuovo polo ospedaliero, e in questo polo ospedaliero bisogna che ci sia una funzionalità che siccome ci metteranno diversi anni per costruirlo, che già preveda a distanza che quando è finito effettivamente rimanga un'eccellenza, perché spesso si progetta una cosa e nella fase di costruzione poi la tecnologia va avanti e alla fine produciamo un sito vecchio, non più funzionale. E invece questo è giusto che la nuova
visione della medicina da parte dell'università sia una questione fondamentale, certo. Perché lì si misurerà poi la medicina padovana e la medicina europea, chiaramente, essendo un'eccellenza. Certo, certo. Comunque questo, diciamo, tra virgolette, è il primo passo. È uno dei passi da percorrere. Certo, ma forse è quello più importante, perché si deve decidere che cosa si mette dentro, al di là del fatto che lo si faccia. Abbiamo discusso per anni Padova Ovest, Padova Est, il vecchio sul nuovo, anzi il nuovo sul vecchio, scusatemi, no? Adesso, deciso la location, diciamo, adesso si parla del contenuto, che è la parte importante. Non è solo il contenuto, è come viene fatto, cioè la struttura, come viene organizzata, perché chiaramente tecnologie nuove, tattiche nuove, scienze nuove portano a far sì che la medicina di 30 anni, 50 anni fa non è più la medicina di oggi, e quindi non ci sono più le esigenze che c'erano una volta, e questo è determinante. Allora solo il medico informato, la struttura ospedaliera assieme alla struttura dell'Università di Padova possono progettare il futuro della medicina. Questo è il concetto. Certo, ecco, un'ultima cosa che vogliamo segnalare ai nostri telespettatori in questa nostra rubrica del Memento è la questione dell'inquinamento da PFAS, perché in questa settimana c'è stata a Strasburgo la votazione. Sì, rammentiamo cos'è il PFAS, perché non tutti poi seguono questi dettagli. Certo, sono le sostanze perfluoroalchiliche. Nella carta geografica abbiamo ci mostra la zona della contaminazione delle falde acquifere, siamo nell'Alto Vicentino, però poi in rosso è la parte più inquinata e certo. via via le altre sono meno inquinate, ma ricordiamo che nella falda, la falda non sta ferma, la falda scende verso il mare, ha un tempo a seconda delle zone di percorrenza che va da 1 metro all'anno a 10-20 metri all'anno a seconda della situazione della falda, e di conseguenza noi ci potremmo trovare il PFAS in provincia di Padova e successivamente in provincia di Venezia, e quindi è come si farà a disinquinare quest'area, questo è il punto. Ecco, allora a Strasburgo si doveva votare la bozza di direttiva sulle acque potabili, all'interno di questa bozza era stato presentato un emendamento proprio dai europarlamentari veneti, in prima fila la leghista Mara Bizzotto, ma anche Cristina Guarda del Partito Democratico. Emendamento che è stato però bocciato. L'emendamento cosa chiedeva? Chiedeva che passasse, come si usa a dire, il limite zero PFAS nell'acqua. Questo purtroppo non è stato accettato, quindi l'Europa, tra virgolette, mettiamo così, ha un po'... allora anche da parte dei politici è stata sollevata la questione delle ingerenze, delle lobby anche, come dire, vicino anche al settore degli armamenti. Allora, questo prodotto PFAS in realtà nasce dai voli spaziali, dai prodotti che servono per schermare le alte temperature e altre cose. Poi naturalmente da queste tecnologie avanzate vengono poi riversate su quello che è il quotidiano, quindi la pentola antiaderenza e cose di questo genere. Ma quella è la parte meno importante dell'utilizzo del PFAS. Quindi il bloccare la produzione di queste sostanze, queste plastiche che poi rilasciano queste sostanze che sono tossiche per l'uomo e sono tossiche, tremendamente tossiche, coinvolge interessi molto elevati. Allora il tentativo dell'Italia è quello di mettere dentro un emendamento che bloccasse questa invasione del PFAS nelle falde e comunque nell'acqua, è fallita, e chiaramente c'è qualcuno che ha bisogno di guadagnarsi sopra, ma naturalmente noi continueremo ad andare avanti e chiederemo attraverso deputati e
attraverso rappresentanti europei, che questa cosa venga riproposta allo scopo di mantenere un'attenzione molto elevata non solo per questo prodotto ma anche per molti altri, perché questo è emerso casualmente, ma se noi andiamo in cerca nelle acque reflue o nelle acque sotterranee ci sono altri prodotti che naturalmente, se non vengono cercati espressamente, difficilmente emergono queste forme di inquinamento. Certo, allora lo vedete anche nel crawl che sta passando, nel testo che sta passando sotto il nostro teleschermo. Adesso ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra rubrica Memento, ma adesso, dopo la pausa pubblicitaria, parleremo dell'altra questione che abbiamo con l'Europa, cioè il rapporto tra l'attuale governo giallo-verde e l'Europa, la manovra che, come possiamo dire, non è piaciuta, è stata bocciata, 3 settimane per risistemarla, cercheremo di capire quali sono gli scenari a cui stiamo andando incontro. Allora, pausa pubblicitaria, ma torniamo subito, ci ritroviamo tra poco.